Ok, buonasera, benvenuti in Libreria Italiposti, sono Maria Gaia Fusilli. Presentiamo stasera il libro che vedete lì davanti, Venezia e i cambiamenti climatici, quale futuro per la città e la sua laguna, che già è una domanda che diciamo apre il tema, per cui poi sarà semplice addentrarsi. L'autore è Carlo Giupponi, docente di economia ambientale applicata alla Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo poi con noi Paolo Costa che credo abbia bisogno di poche presentazioni. Qui come job title hanno segnato editorialista del Corriere del Veneto, ma credo che sarebbe lunga in realtà la descrizione della carriera. Allora, partiamo dall'autore e partiamo dalla domanda più banale per appunto entrare un pochino nell'argomento. Perché un libro che accosti Venezia ai cambiamenti climatici? In realtà le problematiche di Venezia, diciamo, le conosciamo un po' tutti, soprattutto perché siamo qui e quindi inevitabilmente della città abbiamo esperienza e se ne è sentito parlare ultimamente molto spesso. Ma come mai lei ha deciso di scrivere questo libro? Da quale momento storico parte e da quali problemi specifici? Grazie, buonasera a tutti. La motivazione potrebbe essere veramente banale. Mi hanno proposto di scriverlo, io ho detto sì, questo però forse non è Ma le sufficiente. migliori storie iniziano così di Esatto. solito. Infatti. No, diciamo che l'idea di scrivere questa cosa era, come al solito le motivazioni sono diverse. Il contesto, chiamiamolo storico, è quello della Ehm, c'è stata l'Acqua Granda del 2019, quindi Venezia su tutte le prime pagine, in Italia, all'estero, ancora una volta per una tragedia determinata appunto da un evento estremo che ha connotazioni climatiche e che ha appunto una qualche relazione sicuramente con i cambiamenti climatici in corso. Quindi questo è lo spunto, se vogliamo, più che la motivazione. La motivazione è quella che cioè, si sono scritti veramente centinaia di volumi su Venezia e direi il 99,9% di questi volumi guarda al passato di Venezia. E io ho cercato di fare l'opposto, di guardare al futuro. Poi abbiamo tantissimi esperti di Venezia che hanno esaminato aspetti particolari e a mio avviso c'è stato ben poco sforzo invece di avere una visione complessiva della cosa, per cui io quello che ho cercato di fare è soprattutto di leggere quello che è stato scritto fino ad allora, quando ho cominciato a scrivere questo volume, e cercare di mettere assieme le cose proprio con uno spirito da studioso generico, diciamo. Ecco, questo è stato il mio approccio. Benissimo, e allora poi continuo a fare le domande, ma lascio a lei il descrivere un po' i temi e le tesi, diciamo, del libro, perché ovviamente l'autore è più titolato a farlo, però un elemento fondamentale che si può anticipare è il fatto che Venezia sia fortemente dipendente dal mare, inevitabilmente, e quindi in prospettiva dall'aumento del livello del mare. Questo che cosa dovrebbe implicare per la città? Partiamo da qui. Ma, e di nuovo anche qui la risposta può essere estremamente banale. Sappiamo che il sollevamento del livello medio del mare è uno di quei fenomeni legati ai cambiamenti climatici che ha la maggiore inerzia. Quindi qualsiasi cosa facciamo continuerà nel futuro, non ci sono dubbi. E come al solito per le questioni climatiche il dubbio è quanto veloce sarà, no? Quindi non c'è dubbio che il problema di Venezia in una prospettiva di tempo futuro è legato, sia legato all'innalzamento del livello del mare. Man mano che si alza questo livello del mare è chiaro che cambia necessariamente il rapporto di Venezia con quello che gli sta intorno. Prima di tutto con la sua laguna, è anche qui stavo per dire è impensabile considerare Venezia senza la sua laguna, però forse saltando a cose che magari di cui parleremo dopo, quello di cui abbiamo bisogno secondo me adesso è di essere immaginativi, cioè di immaginare dei possibili futuri che siano anche completamente diversi da quello che siamo abituati a immaginare. Quindi potrebbe anche esistere, faccio per dire, una Venezia senza la sua laguna. Però altro
aspetto, insomma, che spero emerga anche dal libro nelle sue parti finali, è quello che il futuro di Venezia, quindi non lo misuriamo in anni, ma lo misuriamo in centimetri. E centimetri di sollevamento del livello medio del mare, e sappiamo che ci sono i vari scenari dell'IPCC, dell'Intergovernmental Panel for Climate Change, che danno questo forchettone, questa traiettorie future. Possiamo essere molto ottimisti, a fine secolo potremo avere meno di 40 centimetri o potremo essere sul metro e oltre. Quindi, a mio avviso, dobbiamo pensare seriamente a queste cose. Ma non solo perché stiamo parlando di Venezia e sollevamento medio del mare, dobbiamo pensarci per i cambiamenti climatici in generale. Quindi la cosa che dovrebbe scioccarci, a mio avviso, è quanto poco stiamo pensando a queste cose. E forse il problema di Venezia è più semplice che altrove. È più semplice e risolvibile anche, forse, perché forse per Venezia i soldi si trovano sempre, qualsiasi cosa sia da fare. Per tante altre situazioni i soldi non si trovano, non si potranno non trovare, e quindi dobbiamo immaginare come gestire questa transizione verso un futuro che vede un mare che, così come le cose sono adesso, non è gestibile. Per fare un esempio pratico, a metà di questo percorso c'è una certa data alla quale diventa insensato il Mose. Il Mose era stato progettato per essere chiuso 2-5 volte l'anno, e già adesso è stato chiuso più 20 che 5, e a un certo momento dovrà essere chiuso in continuazione, ma non è stato progettato per questo. Ammesso che tecnologicamente possa funzionare, ci saranno tutta una serie di problemi che ancora, a mio avviso, sono poco studiati, tipo l'effetto sull'ecosistema laculare, eccetera, eccetera. Quindi, Certo, e su questo magari poi torniamo. Intanto Costa, già che ha lanciato una piccola provocazione del fatto che per Venezia i soldi si trovano sempre, ma è vero, e poi soprattutto come vengono utilizzati. Penso ad esempio alla legge speciale, da lì in poi. I soldi per Venezia si trovavano sempre. Man mano che andiamo avanti diventa più difficile. Primo perché, appunto, come diceva Carlo, il fenomeno diventa comune, e quindi se non va sott'acqua solo Venezia, ma va sott'acqua mezza costa veneta, perché c'è un bellissimo libro, mi pare, di qualche geografo qua a Padova, non so, mi ricordo il titolo, che immagina questo nuovo viaggio in Italia di un inglese del 2070-2080, e che va in barca a vedere con i sommozzatori dove era la punta dei campanili di San Marco, ma è già sparita anche Padova, è già sparita, cioè nel senso che ci si attesta sui colli iberici e così via. Allora, è fantascienza in questo momento, ma è a metà strada tra la fantascienza e la preoccupazione reale, che diceva Carlo prima. Allora, se tutti diventano questo problema, è un po' difficile che si trovino i soldi. È vero che si trovavano i soldi, lo posso testimoniare in due modi. A me è capitato di dovermi occupare a Venezia a vario titolo. Uno è stato anche quello di aver gestito, diciamo, tra virgolette, la legge speciale nei 2 anni in cui ho fatto il ministro dei lavori pubblici, era il ministro responsabile di questa, e in quei 2 anni posso testimoniare che erano gli anni in cui stavamo entrando così dice, di entrare in Europa, decidere di aderire a Maastricht, entrare nell'euro. Sembravano problemi terribili rispetto a oggi, squiglie, no? Ma sembrava che l'economia italiana non fosse in grado di sopportare nulla, e quindi c'era una strettezza totale, bisognava fare i primi sacrifici per uscire dalla instabilità e cominciare ad adeguarsi alle politiche europee, per prepararsi a essere accettati nel club dell'euro. Eppure io andavo in Parlamento, dicevo Venezia, e si votava all'unanimità a qualsiasi cifra, senza nessun problema. Provate oggi ad andare in Parlamento a dire vogliamo i soldi per Venezia, vi tirano dietro i bastoni, cioè nel senso, ma non perché tiro per Venezia, perché uno dice sì, d'accordo, ma allora anche Napoli, ma allora anche Reggio Calabria, ma allora anche Genova, ma allora anche questo, ma allora anche quell'altro, e così via. Quindi i soldi si trovavano, i soldi non si troveranno.
Però, se posso soltanto dire che io ho fatto un percorso molto simile a quello di Carlo, purtroppo qualche anno prima. Cioè, il suo libro, diciamo, la sua riflessione su Venezia nasce dall'Acqua Grande del 2019 e la mia nasce da quella del 66, no? Del 4 novembre 66, che mi porta ad occuparmi di questa città, ad occuparmene da giovane studioso in quel momento, insomma, noi preparandoci e partecipando a un dibattito intenso, secondo me anche molto fruttuoso, che va da subito dopo l'Acqua Grande e fino alla produzione dell'energia speciale, che è del 73, quindi sono ormai 7 anni dopo l'alluvione, e che poi provoca una stagione di tentativo di guardare al futuro che dura fino alla fine degli anni 70, primi anni 80. Poi ci si perde e la situazione è quella che è, ma eventualmente poi su questo ritorneremo, su una situazione molto, molto, secondo me, che avrebbe potuto dare frutti molto più importanti e che paradossalmente, non tanto paradossalmente, ritrovo come iter logico nel libro di Carlo. Ci sono degli elementi quindi di quel periodo che possono in qualche modo aiutare a spiegare la situazione di oggi e volendoli delineare quali? Allora, brutalmente, diciamo, il concetto base che io ho ritrovato, poi Carlo dirà se va bene o meno, ed è che finalmente si parla di sistema, un sistema urbano, è un sistema, un insieme di parti che interagiscono tra di loro più di quanto le singole parti interagiscono con il contesto in cui ci siamo. E qui siamo invece che anche il contesto in cui ci siamo, i cambiamenti climatici per esempio, o gli effetti della pandemia che hanno fatto vedere, che hanno fatto provare per mano cosa significa la monocultura turistica, che ci ha fatto vedere cosa succede che se per caso il turismo sparisce, una tragedia apparente che oggi sembra addirittura dimenticata, ma che c'è stata in questo modo. Bene, quella definizione a quel tempo era una definizione che vedeva 3 dimensioni: quella ambientale, quella economica e quella sociale. Attenzione, quella ambientale con un significato anche qua un po' da spiegare, perché ha una sua specificazione. In tutto il mondo la situazione ambientale è che c'è l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del coso. Qui c'era l'inquinamento, ma c'era anche invece il problema quello che io chiamerei una dimensione culturale, e cioè che qui c'è un imperativo categorico a chiunque abiti questi luoghi, che non può permettersi di non contribuire a mantenere e a tramandare nel tempo il patrimonio storico-culturale che è Venezia storica, il patrimonio storico-artistico. Poi, nel modo in cui lo si è fatto, gli si è associata non solo la laguna, e la laguna è un elemento costitutivo dell'ecosistema veneziano, ma la laguna storicamente aveva una funzione totalmente diversa da quella che poi siamo andati attribuendogli, anche perché abbiamo guardato un po' troppo dall'esterno la città. Mi spiego in 2 battute. La laguna, nella storia veneziana, la laguna sono le mura, ed è utilizzata, si fa qualsiasi cosa in laguna, si deviano i fiumi, si fanno i murazzi, si fa di tutto, la si conserva. Le lagune c'erano anche a Ravenna e a Aquileia, non ci sono più, perché altrimenti sarebbe interrito tutto. Invece Venezia protegge quest'acqua perché ha bisogno di protezioni. E solo nell'Ottocento, addirittura dopo che la laguna diventa il luogo dei loisir, diventa il luogo, e noi addirittura arriviamo ad affidare alla Convenzione di Ramsar, ad occuparci dei criteri con cui si difendono gli uccelli acquatici in laguna, che va benissimo, ma è un'altra cosa completamente diversa. Questa deviazione, che secondo me è una deviazione di lettura dall'esterno, in fondo, se io sto a Cincinnati, Ohio, cosa voglio da Venezia? Che esista, che per fortuna che qualcuno non si sogni di farla sparire, e che mi si consenta di vederla. Dopo, che cosa fanno quei 4 gatti che ci stanno lì dentro? Chi se ne frega? Cioè, io a Cincinnati, Ohio, non me ne frega niente. Ebbene, questa lettura purtroppo è quella prevalsa, e essendo una lettura che ha una forza mondiale, perché il mondo vuole questo, il mondo che si esprime attraverso quella
creazione di eccesso di domanda turistica, che è l'altro aspetto che abbiamo constatato. Ma le due cose non sono separate. Il vero problema è che, e il libro di Zupponi comincia ad avvicinare questo, a domandarsi che rapporto esiste tra gli obiettivi di salvaguardia e quelli di rivitalizzazione socio-economica affidata a qualcosa che non sia l'overtourism. Questa secondo me è una domanda che rimane aperta e se vogliamo poi ne parliamo. E ritorniamo un attimo al concetto di sistema. Che cosa significa effettivamente considerare Venezia come sistema e come lo intende lei all'interno del libro? Vuol dire adottare in qualche modo una logica la logica della complessità, no? Quindi se noi consideriamo Venezia, la sua laguna, ma anche l'entroterra come un sistema, ne identifichiamo gli elementi principali, capiamo come questi sono in relazione fra loro e sappiamo e dobbiamo sapere che intervenire su uno di questi sistemi propagherà una serie di conseguenze sugli altri. Queste conseguenze saranno più forti, più evidenti all'interno del sistema, ma chiaramente sono in relazione anche con l'esterno di questo, no? Del sistema stesso. Quindi l'ottica del sistema secondo me è fondamentale perché altrimenti non si capisce niente. Già di per sé un sistema complesso per definizione ha un comportamento non prevedibile. Ma comunque se neanche realizziamo che stiamo operando su un sistema complesso, allora andiamo veramente al buio a mettere mani su cose di cui non conosciamo praticamente nulla e soprattutto dei quali non conosciamo le relazioni con il resto appunto di questo socio-ecosistema, che è questa combinazione fra elementi naturali e antropici. Quello che io cerco anche un po' di sviluppare con un minimo di novità è anche questo concetto che vale proprio per Venezia più che in molti altri posti, che c'è una letteratura vastissima sui servizi ecosistemici, no? Cosa gli ecosistemi forniscono a noi in vario modo. Io qui cerco di proporre un concetto di socio-ecosistemi, di servizi socio-ecosistemici, perché effettivamente è impensabile che la laguna di Venezia ci sia una natura che fornisce qualcosa all'uomo, è la risultante delle interazioni di fatto, ma questo avviene anche in moltissime altre parti del mondo, ci sono pochissime ecosistemi naturali, no? Per cui effettivamente a noi arrivano un sacco di benefici dagli ecosistemi, ma perché siamo anche noi a gestirli. E la laguna di Venezia è un esempio emblematico proprio per quello che diceva Paolo prima, del fatto che viene da una storia millenaria di interventi antropici che potremmo considerare pesantissimi, che però avevano un obiettivo preciso, no? La difesa della città di fatto, sia in termini strategici sia in termini fisici. E questa è un'altra cosa anche da sottolineare, che c'era un obiettivo dichiarato. Se tu hai un obiettivo dichiarato, puoi giudicare anche le azioni che fai. Ma se non sai neanche che obiettivo hai, non puoi neanche decidere né tantomeno giudicare i risultati delle tue decisioni. Adesso io non vedo questo obiettivo così dichiarato, anzi c'è un'inerzia veramente incredibile, direi. Non inerzia, sono non dichiarati, ma ci sono obiettivi diversi, di cui non si sta, in cui hai, di fronte al fatto che ci sono strategie diverse. Io ho fatto l'esempio, il signore che sta a Cincinnati, Ohio, che ormai ho preso come rappresentante. Per inciso, io per dire che ci saranno sempre i soldi, conto sul signore di Cincinnati, non conto sul governo di Roma. Ma questo magari lo discutiamo. Sì, ma il signore di Cincinnati, Ohio, i suoi soldi li ha dati, ma li dà nel modo che vuole lui, che è quello certo, di se io continuo a venire a vederla. Certo. E quindi da questo punto è molto semplice. Se noi facciamo brutalmente, se ci mettiamo in quest'ottica, accettiamo e così identifichiamo uno, secondo me, dei due scenari possibili del futuro. L'ottica è molto banale, che è quella che in questo momento sta prevalendo. Per forza esterna, perché insisto, siamo di fronte alla offerta, tra virgolette turistica, ma più in generale, di un bene non replicabile, non espandibile, sono 40.000 unità immobiliari, un po' di palazzi, eccetera, eccetera, ma quella è. No? E noi non vogliamo nemmeno che si allarghi, perché vogliamo conservare quella, di fronte a una domanda illimitata. Almeno per il momento è limitata, poi se ci fossero, oggi abbiamo sentito che gli indiani sono più di cinesi, se indiani più cinesi e più africani, cioè alla fine di questo secolo,
l'80% della popolazione mondiale sarà fatta da non occidentali, tra virgolette, può anche darsi che questo simbolo della cultura occidentale sia meno così importante. In fondo, a voi, se vi dicono di andare in Giappone a vedere un paio di templi, quando ne avete vedere 2, non è che mi interessi molto vederne tanti altri. Bene, questo è il nostro rapporto con quella cultura. In questo momento noi viviamo del fatto che la cultura prevalente in giro per il mondo, che è quella che alimenta la domanda di turismo culturale, è una domanda che si rifà a questi fondamenti. Però siamo in un'ottica molto lunga, quindi ammettiamo che questa non ci sia, restiamo ancora nell'ottica precedente, restiamo ancora nell'ottica in cui il giapponese imita l'americano per fare le stesse cose che facciamo noi, e il cinese imita il giapponese che imita l'americano, e quindi anche i cinesi vengono con la guida Michelin con scritto che bisogna vedere i Campanili di San Marco, il coso, e come fanno in genere quando salgono in taxi all'aeroporto a Venezia, dicono mi porti in piazza San Marco, no? Alla macchina, che dice no, non si può. Come non si può? Io sono venuto qua per vedere piazza San Marco, no, insomma, eccetera eccetera. Allora, questo però le forze in campo su questo sistema sono pazzesche. C'è una domanda mondiale illimitata che preme. En passant, oggi i giornali locali segnalano il massimo dei prezzi in tutte le strutture alberghiere veneziane mai realizzato, che è evidente, insomma, di fronte anche, sappiamo tutti, di fronte a un eccesso di domanda, un'offerta limitata, che cosa fa? O c'è razionamento oppure invece ci si muove sui prezzi. Qui le cose vanno, c'è solo il secondo, il primo lo si dice, il secondo lo si fa. Quindi siamo una domanda illimitata. Se a questo corrisponde una offerta, tutto sommato, che si adatta a questa, perché qui entriamo in un discorso culturalmente molto più complicato e onestamente mi angoscia, tra virgolette, per quello che si può essere angosciati da questa cosa. Ma vi consiglio eventualmente di leggere, se non vi è già capitato di farlo, un articolo di Giovanni Papini del 1913, si chiamava Contro Firenze, che era il momento futurista, Papini, poi Papini si converte, cambia idea, ma in quel momento, eccetera. E se ve la leggete, c'è scritto: voi a Firenze, a Roma e a Venezia, lo scrive nel 1913, siete condannati, siete dei pitocchi, condannati a vivere della gloria dei padri, del genio dei padri e della curiosità dei foresti. Finirete con l'imporre 100 lire di entrata alla gente nella vostra città. 1913. Lungimirante. Va bene? Però quella cosa, che in quel momento probabilmente era dettata da questo moto futurista, da questa volontà di dire comunque il contrario di tutto, e si sta realizzando. E se c'è la curiosità dei foresti, è la domanda illimitata che si risponde su Venezia. Ma c'è questa ignavia, questa incapacità, questa poca voglia. In fondo, d'altra parte, se faccio i soldi non facendo niente, non facendo il cameriere, non facendo le cose, perché vi devo occupare di altro? Poi diciamo, e così vi dico dove sta la mia angoscia, se Venezia, ma non solo Venezia, perché questo si sta diffondendo, attenzione, perché il Veneto si sta venezianizzando da questo punto di vista. Non è il contrario. E l'Italia si sta venezianizzando. L'Italia sta muovendosi verso, questa mattina la ministra del turismo ha detto che spera di portare oltre il 13% del PIL prodotto dal turismo. Benissimo. Però domando io, se le attività da cui si faranno soldi sono solo queste in cui si fanno i camerieri e i gestori di alberghi, che spazio hanno quei giovani che vogliamo, che invitiamo a occuparsi di matematica, di scienze, di cose così via? Andranno via. Ma quindi vanno via anche per questo, perché non c'è. Perché c'è una tendenza, nel nostro caso, nel caso veneziano, è evidentissima. Io ho 2 figli, ho chiesto a loro di dirmi dove sono i loro amici di quando hanno finito il liceo. Mia figlia erano in 25, a Venezia sono rimasti 2, in Italia 7, gli altri, compresa mia figlia, sono in giro per il mondo, ma non per motivi che sono andati a studiare là, poi hanno trovato lavoro là e sono rimasti là. Ma d'altra parte, come potrebbe occuparsi di biotecnologie a Venezia se a Venezia si occupa solo di turismo? Oppure ci se ne può occupare l'università, eccetera, ma non siamo di fronte a una economia che si muove in quella direzione.
Questo secondo me è la cosa più pericolosa che abbiamo di fronte. Ora, per carità, finché succede a Venezia, pazienza, se Venezia, Firenze e Roma andranno... Roma è peggio di Venezia, però nel senso che il centro storico di Roma ha perso più abitanti, repentinamente, più abitanti di Venezia. Venezia è dal 1951, 175.000 abitanti, c'è una retta che va dritta fino adesso, 50.000 abitanti. Sì, appena sotto. A Roma fino al 2002-2003 rimane 100-120.000, 130.000 il centro storico, poi cade, è a 50.000, ma cade nel giro di 5 anni. Firenze si arrabatta un po' di più perché Firenze non è, nonostante la pressione turistica che è comparabile a quella di Roma e di Venezia, però si arrabatta, c'è ancora attività terziarie, resiste ancora un po', cioè nel mio modo, siccome lo dice che il destino di Venezia si misura in centimetri, quello di Firenze si misura in anni, cioè, insomma, ha una riserva di resistenza che durerà altri una decina d'anni, arriverà come Venezia fra 10-15 anni se qualcosa non cambia. Questo è il punto fondamentale. È possibile, però allora quindi realisticamente su Venezia, che è il caso estremo, è immaginabile qualcosa di diverso? Questo è il punto. Io qualche idea ce l'ho, ma insomma magari ne parliamo dopo. Parliamo direi proprio di questo con anche l'autore, nel senso che anche nel libro inevitabilmente hanno spazio sia la questione dell'overtourism sia il calo di popolazione, anche perché forse sono esempi proprio di quella visione sistemica, cioè sono quelle cose che non sono un fattore a sé, ma inevitabilmente poi hanno conseguenze e ricadute su molti altri aspetti. Possono effettivamente essere intesi così e quindi come leggerli, e ci sono prospettive che si danno alternative oppure no? Ma io mi sono un po' preso il lusso di pensare molto liberamente e talvolta anche poco concretamente, proprio perché lo stimolo che volevo dare era quello, appunto, come dicevo prima, di immaginare dei futuri possibili. Ehm, allora, in un'altra parte del libro dico più o meno che se non siamo capaci di fare le cose copiamo da quelli che sono più bravi di noi, no? Quindi c'è un pacchetto di misure e, come diceva Paolo poco fa, alla fine è anche sorprendente, si pensa a Roma, ma poi i numeri alla dimensione, no, della città, i numeri dei centri storici non sono così diversi da quelli di Venezia, no? Amsterdam ha 90.000 abitanti nel centro storico. Spesso a Venezia gli squilibri, la dimensione delle cose è fuori scala, no? Allora, la domanda è, sostanzialmente la domanda generale è: siamo in grado di governare queste cose o no? Io quello che dicevo prima è che non stiamo facendo nulla per governarle e questo è un dato di fatto. Venezia ha dimostrato una incredibile resilienza come attrazione turistica, perché la ripresa economica del turismo a Venezia è scioccante, insomma, cioè è stata, dopo il Covid, è stata immediata, con una successione magari prima di turisti locali, e poi che un effetto rimbalzo, diciamo, che ci porta a livelli superiori al 2019. Quindi, allora, sono delle forze globali e grandissime che si dovrebbe cercare di governare. Però io qui non ho cercato di dire cosa vorrei io, né se cosa ritengo possibile, ma quali potrebbero essere le prospettive. Quindi quel discorso, sempre tornando a quel signore di Cincinnati che gli fischieranno le orecchie ormai stasera perché lo nominiamo in continuazione. Cioè, voglio dire, se l'obiettivo è la salvaguardia di Venezia, punto, a prescindere da chi ci abita, eccetera, eccetera, allora non serve che guardiamo a Roma, quello che volevo dire prima è che da questa domanda infinita possiamo ricavare le risorse per la preservazione fisica senza dubbio. Diamo dei diritti d'uso a Venezia, no? Facciamo qualche fondo internazionale per la salvaguardia. Abbiamo l'esempio, per esempio a Venezia, i comitati privati per Venezia finanziano ovviamente delle cifre che non sono comparabili a quelle che servirebbero, però è un fenomeno veneziano questo, non è che in altre città ci sia la stessa vivacità di avere il comitato austriaco, il comitato francese, il comitato americano, quello inglese,
che raccolgono e spendono soldi per preservare la città. Quindi, tornando a quello che si diceva prima, io non so se esista una possibilità di salvare Venezia come città. I segnali che noi vediamo adesso vanno in direzione opposta, anche perché ci sono dei punti di discontinuità che dobbiamo considerare, cioè a un certo momento la vita diventerà effettivamente difficile a Venezia se gli abitanti scendono via via sotto ogni immaginabile soglia. A quel punto, come forse è successo a Roma, scappano tutti, no? A quel punto resta il problema eventualmente di salvare Venezia come oggetto. E per questo, appunto, sono molto più positivo sulla possibilità di salvare Venezia come oggetto che salvare Venezia come città. Ecco, questo è il mio punto di vista, diciamo. È quello che mi terrorizza. Sì, ma... Dal punto di vista, no? Nel senso che, no, perché, diciamo, questo è, a mio modo di vedere, assodato. Se non facciamo nulla, se mai più dedichiamo qualche serata interessante come stasera a chiacchierarle, le cose vanno in questa maniera. Attenzione, perché anche la formalizzazione dell'attenzione all'urbs anziché alla civitas, no? Alle pietre piuttosto che agli uomini, avviene tutti i giorni. Perché stiamo attenti, parliamo di turismo a Venezia, ma il turismo a Venezia sono alberghi posseduti da fonti da finanza internazionale e con manodopera molto spesso i cuochi sono egiziani. Scusate, sì. Allora, voi mi avete sentito, insomma, quindi non... cioè, gli alberghi vanno mano a mano che diventano pietre preziose, perché i prezzi stanno elevando moltissimo, aumentano di valore. Il proprietario di adesso realizza la renta, lo regala, lo vende a qualcuno, c'è un fondo internazionale che lo compra, lo ottimizza la gestione, fa venire, adopera un po' di gente, ma tanto gli italiani non vogliono più neanche lavorare negli alberghi, quindi fa venire qualcun altro, e alla fine c'è una cosa che è a Venezia, ma è di capitale straniero e di lavoro straniero. Quindi questo si è già sostituito. Diciamo, il fenomeno della sharing economy è il fatto che in fondo gli Airbnb, per capirci, che viene molto giustamente vituperato, ma è che in fondo, se ci pensate bene, fa partecipare anche i piccoli, come dire, famiglie veneziane a questo business. Anche loro ci guadagnano qualcosa, perché devono guadagnare solo quelli che vengono da fuori e farsi tutto loro. Quindi bisogna anche un attimo stare attenti su queste cose, perché sì, si possono fare tutte quelle cose che ha fatto Amsterdam, che ha fatto Barcellona, si possono delimitare, però non bastano le cure antibiotiche. Le cure antibiotiche non risolvono le cose, occorrono cure probiotiche. La domanda è: esistono delle cure probiotiche? Cioè esistono delle alternative di destinazione del sistema Venezia, che per definizione non è il centro storico. Questo è un altro problema drammatico nostro, è un problema di percezione. No, noi continuiamo a dire, cioè non solo Sisinatio Aios, ma Salvatore Settis dice: se Venezia muore, e guardi un po', cos'è Venezia che muore? È il centro storico, ma il centro storico è il centro storico. Nessuno si domanda se Roma muore perché dentro le mura aureliane ci sono 50.000 abitanti. Nessuno si domanda se Firenze muore perché dentro il circuito delle vecchie mura di grandi viali ci sono 80-70.000 miliani. Nessuno si domanda se Milano muore perché dentro i Cinta di Naviglie ci sono numeri uguali. E perché Venezia? Perché c'è un problema di percezione, no? Di percezione oggettiva e di percezione soggettiva. C'è chi non vuol vedere, non mi interessa. No? In fondo, io sono un veneziano che in questo momento, per ragioni familiari, abito a Firenze. Ma se anche abitassi a Mestre, sarebbe lo stesso. Come il nato a Venezia si sposta e va di là dell'acqua, non è più veneziano. Perché la Farmacia Morelli, che abbiamo un contatore noi nostro particolare, dice che i veneziani sono calati. E se io per caso abitassi a Mestre, anche se lavoro a Venezia, vado a Venezia, no, non sono più contato come tale, perché nell'immaginario collettivo noi vorremmo che sopravvivesse quella città medievale che non c'è più. Cioè non abbiamo elaborato il lutto della fine di una, diciamo, di una città compiuta, mentre c'è una città diversa che non abbiamo mai rappresentato.
qui c'è un problema di governance molto fondamentale, nel senso che non c'è un soggetto che rappresenti Venezia, quella vera, cioè quella vitale, diciamo, no? Si potrebbe dire Venezia metropolitana? Sì, perché il comune è troppo piccolo, perché la regione, poi magari parliamo, la regione storicamente il Veneto ha un suo rapporto molto strano con Venezia, sì. Paradossalmente Venezia è molto più amata a Pordenone e a Udine che non a Padova, a Vicenza o a Verona. Insomma, no? Storicamente questo è un problema che poi vediamo se ha un senso o non un senso, ma insomma questo non mi interessa questa cosa. Però la regione ha altro da pensare, comunque non ha solo Venezia da pensare, per definizione, di occuparsi della regione. Il comune non c'è, la città metropolitana è purtroppo disegnata sulla provincia di Venezia, che era il disegno napoleonico degli insediamenti lagunari. Era l'insieme delle lagune che andavano da Chioggia a Caorle. No? Perché? Perché a quel tempo era più facile andare via all'acqua che, leggetevi uno dei libri che mi fa impazzire ogni volta che lo riaccosto, che è Le Confessioni dell'italiano di Ippolito Nievo. Leggetevi i primi capitoli e lui dice che quando andava verso Portogruaro, che andava con la carrozza, doveva attraversare 14 fiumi, no? E non c'erano i ponti, quindi bisognava fare... No, era una cosa infinita. Mentre a quel tempo, via d'acqua, si arrivava in un paio d'ore, in 3 ore, 4 ore, si arrivava però noi abbiamo una città metropolitana che rappresenta gli interessi di questo sistema insediativo che non ha nulla a che vedere con Venezia funzionale. La regione che non gliene frega niente di questa Venezia funzionale. Il comune che è troppo piccolo per esprimersi perché appunto, perché quelli che dormono a Spinea e lavorano a Venezia, o dormono a Ognano Veneto e lavorano a Venezia, oppure invece che dormono a Venezia e che lavorano a Padova, perché è un'altra cosa molto importante, non c'è nessuno che li rappresenta. E quindi non abbiamo una cosa, e quindi non lo vediamo. C'è una Venezia invisibile che non c'è, è la somma di tutti i possibili, come dire, difficoltà, complessità, che ha per contro quest'altra possibilità. Non facciamo niente, lasciamo che vada, il mio amico del Cincinnati Ohio verrà sempre ogni anno a trovarci, quindi lascerà dei soldi per questo, e la cosa continua in questa maniera. Le alternative quali sono? È di avere un soggetto che ti rappresenta, almeno della città funzionale, se non prospetticamente a questo punto per diventare qualcosa di diverso, cioè un aggregato urbano capace di essere competitivo alla scala europea di domani sull'economia della nuova conoscenza dopo la digitalizzazione, eccetera, eccetera. Occorre una scala completamente diversa e occorre entrare in una testa che non è quella faccio i soldi col turismo e con le colline del Prosecco, Padova Pitta, cioè fondamentalmente estendendo il modello Venezia, perché questo è, no? Noi stiamo in fondo copiando, perché attenzione, il Covid non ha fatto vedere sì le immagini della piazza San Marco vuota, ma quelli stati in crisi sono gli alberghi di Treviso, gli alberghi di Padova, gli alberghi di Abano, tutti quelli che più lontani che tutti i giorni mandano i loro visitatori a Venezia. Se Venezia non fa da attrattore turistico, tutto questo sistema si sta adagiando su questo. Quindi che arrivino 100.000 persone a Venezia, che 100-120.000 che è quello che si sperimenta nei giorni top, di cui la Smart Room non ci dice i numeri, insomma io qualcosa sono riuscito ad avere, insomma, non ci siamo. Mentre invece noi dovremmo, se volessimo un'alternativa, dovremmo portare ad accettare non più di 50.000 visitatori totali, compresi quelli residenti. Però per fare che cosa in alternativa? E qui sono due le cose. Ed è o far sì che anche il centro storico ridiventi parte di un aggregato urbano più elevato che diventa competitivo sull'economia di domani. Significa cambiare il sistema di trasporti, significa buttare via i vaporetti, significa fare la metropolitana sublagunare, significa rifare l'SFMR in maniera funzionale, significa di fare un mucchio di cose che in questo momento nessuno sembra abbia voglia di fare. E l'altra cosa, si gioca in laguna, si gioca sul fatto che la laguna non è il luogo da proteggere per mantenere gli uccelli, ma è il luogo, la laguna che è il luogo della produzione complessiva, è il luogo di una portualità che oggi non può essere più solo lagunare, ma deve essere lagunare e antelagunare, insomma, che va fatta, che va immaginata, cioè va fatto un'operazione di
di spostamento di Venezia nel XXI, se non XXII secolo, che corrisponde a quello che i veneziani facevano nel 700, nel 500, nel 600, perché questo è quello che hanno fatto in quella volta, con uno vincolo, che è quello che giustamente, che abbiamo questo piccolo problema, che il Mose durerà 60, 50, 60, 70 anni. Io ho qualche idea anche su questo, potrebbe durare di più a due condizioni. Il primo è che si renda l'attività portuale indipendente dal Mose, e quindi la si fa fuori e si entra con una conca diversa da quella che c'è, insomma, c'è un sistema per cui il problema dell'agilità portuale, io posso, insomma, la mia idea è che il Mose lo chiudo quando serve, e siccome comunque lo si chiude a 6 ore sì, 6 ore no, la possibilità di riaprire non è mai, quando si dice lo chiuderemo tanto, non significa sempre, significa comunque molto frequentemente. L'altro è il sistema fognario, che va rifatto, cioè nel senso, oggi ci affidiamo alla pulizia delle acque attraverso il ricambio marittimo, e questo va fatto in maniera diversa. Ma con questi due interventi, diciamo, ci guadagniamo altri 20-30 anni. Su questi 20-30 anni effettivamente bisogna pensare che cosa fare dopo. Il fare dopo, mi piace ricordare che il nostro amico Andrea Rinaldo, tra l'altro recente vincitore del cosiddetto Nobel per l'idraulica, no, dalla scuola di Stoccolma, ha lanciato con l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti questa specie di concorso di idee sul Mose oltre il Mose, cioè che cosa fare dopo. Onoro di aver sottoscritto questo appello, è un appello in cui si immagina che si debba fare quello che si è fatto finora, cioè che ci sia. Non è possibile che l'ingegneria, che la mente umana non sia in grado di elaborare qualcosa anche per domani. Diciamo non è possibile, diciamo, come grande, però occorre che ci sia questa voglia. Il problema è come arrivare a quel momento e come non morire prima, no? Il mio problema è molto più importante. Cosa succede fino a che il Mose funziona che non quando il Mose non funzionerà più. E ripeto, se puntualità e nuova direzionalità, o comunque capacità di essere protagonisti, attenzione, la nuova economia non è una cosa così. È un'economia che è o tutta digitale o ibridata, in cui c'è la manifattura che è ibrida, che sta, in cui in questo momento l'Italia non è presente. Ha pochissime cose a Milano, pochissime cose a Roma e basta. Sugli standard europei e internazionali non ci siamo, noi stiamo, e ci stiamo cullando purtroppo sull'idea che tutto sommato abbiamo tante belle risorse, ho capito, culturali e ambientali, e tutto sommato sopravviviamo facendo come direbbe il nostro amico Papini, contando sulla curiosità dei foresti e usando il genio dei padri. Immagino. Prego. Ma infatti adesso vi chiedo se avete anche qualche domanda magari da porre. Ultima osservazione, quindi immagino che in questo discorso non trovi praticamente nemmeno spazio l'idea della tassa di sbarco piuttosto che il limite agli affitti turistici. C'è no, su questo una cosetta però me la devo togliere. Si passa, noi abbiamo discusso della tassa di sbarco sugli aeroporti e della tassa di accesso, del contributo di accesso legato al fatto che ci mettono la stella gialla per poter entrare in città, perché devi dimostrare di esserci, no? Che è una cosa un momentino complicata. Però contemporaneamente è passata con l'ultima finanziaria, sotto silenzio a Venezia, reclamizzata invece in grande a Firenze, che c'è la possibilità di raddoppiare l'imposta di soggiorno. Cioè si può passare da 5 a 10 euro per persona. E volendo, questo è uno strumento di forte deterrenza, almeno per un certo periodo, poi avremo un aggiustamento sui prezzi, sposteremo soltanto la curva di domanda, insomma. Però l'altro giorno il Corriere Fiorentino segnalava che questo mese Firenze si è fatto 800.000 euro, insomma, no, così a niente. Cioè anche qua siamo prigionieri di un altro maladiagnosi, come le chiamo io, che era vera 50 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, che il problema erano i pendolari. Quando avevamo 10.000 posti letto andava benissimo, era un problema di non avere 20-30.000 persone che girano tutti i giorni, ma quando abbiamo 50.000 posti letto il problema non sono i pendolari, che addirittura si possono controllare in qualche modo.
Ma il fatto è che se io invece do via libera ad ogni continua modificazione di questa cosa, bene, se c'è un problema di finanza del sistema turistico in questo momento, è chiaro che se i veneziani non sono veneziani stabili, sono veneziani temporanei quelli che stanno un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, o qualche mese o qualche anno, come gli studenti, no? Sono tutti temporanei questi. Bene, adesso magari gli studenti no, ma su quegli altri, perché non devono contribuire in maniera un po' più pesante da adesso? Non vedo, no, quindi secondo me... però sono tutte cose che hanno a che vedere con questo ottimizza lo scenario, diciamo, turismo sostenibile, va bene? Mettiamola così. Turismo e sostenibile. La mia alternativa, spererei ancora che potessimo seguire quella strada che continuiamo a scrivere nel senso le leggi, eccetera, eccetera, no? Che noi lottiamo contro lo spopolamento di Venezia e contro la monocultura turistica. Mi pare due sconfitte totali, sono due obiettivi che abbiamo totalmente mancato. Giupponi? Sì, allora, un paio di cose. Io ho cercato appunto dicevo, di affrontare la questione in maniera immaginativa e immaginando anche dei futuri strani, da un lato, no? Quindi, per esempio, uno potrebbe anche dire, se voglio se è importante la convenzione di Ramsar, adesso dico delle cose così, allago la piana che sta dietro Jesolo, no? E lì ricrea un ambiente che è simile a quello della laguna di Venezia, risolvo il problema ecologico e a Venezia ho le mani libere per fare quello che devo fare, prosciugare, fare dighe, mettere ponte. Posso dirti, questo si chiamava separazione della laguna in 2 bacini, sì. ed era l'ipotesi che è stata sconfitta dalle speciali di quella volta, e questi dice no, l'unità della laguna era proprio per evitare che ci fosse una laguna dedicata diciamo, alla natura, e una laguna dedicata all'uomo. Comunque, per dire che ci sono di fronte a un obiettivo importante come la salvaguardia della città di Venezia e di fronte a dei rischi pesantissimi legati in primis dal punto di vista fisico al livello del mare che si alzerà, dobbiamo assolutamente guardare in maniera estremamente libera al futuro e immaginare dei futuri anche che adesso ci sembrano molto strani. Questa è una cosa. Dall'altra parte però il menù è abbastanza evidente, cioè il menù che abbiamo di cose che dobbiamo fare, ne sono state citate alcune. Il discorso del introdurre tutte le misure che si possono introdurre per cercare di favorire la residenzialità è il punto di partenza, cioè se tu non fai questo come non si sta facendo, allora già parti col piede sbagliato, ma anche al tempo stesso metti un'ipoteca pesantissima sul futuro, perché poi ti resta solo la salvaguardia fisica con soldi che devono venire da qualche altra parte. Però poi il menù, voglio dire, ha tutta una serie di cose note che dovremmo cercare di affrontare seriamente. Progetto dei colleghi padovani, Teatini e Gambolati sul sollevamento della città, sì. Che ogni tanto quando mi intervistano mi chiedono il suo progetto di sollevare la città. Dico, no. Però comunque nel libro che hanno pubblicato sta scritto che l'ordine di grandezza del costo è comparabile, il costo di investimento è comparabile a un anno di manutenzione del Mose. Allora, adesso è stato scritto un po' di anni fa, saranno da aggiornare, però voglio dire, quello è un altro modo di guadagnare 20 anni. Scusa, le fognature, cioè la lista c'è e vanno fatte. Con i costi dell'energia forse ci hanno guadagnato, costa addirittura meno. Vabbè. Comunque per dire, no, che io studio, leggo, qualcosa capisco, questo è nell'elenco delle cose che si possono fare, no? E che ci permetterebbero di non vedere dei futuri distopici o assolutamente diversi da quello che siamo abituati a vedere. Ed è nella lista. Le fognature sono un'altra cosa, cioè se noi sappiamo che comunque il Mose durerà un certo numero di anni limitato, siamo sfortunati 30, magari qualche anno in più, quanti anni ci vogliono per fare le fognature di Venezia? Probabilmente siamo là. Quindi vuol dire che dovremmo avere il progetto approvato adesso e mettere in atto le cose che servono per fare le fognature.
Cioè c'è veramente una lista lunghissima di cose che si sanno che si devono fare, se te le metti su un prospetto temporale, sai anche cosa devi fare prima, quali sono le condizioni per poter fare una cosa perché prima deve essere stata fatta un'altra. Di tutta questa cosa, che è poco immaginifica e molto operativa, non si parla minimamente. Ecco, questa è la cosa che... Dopo, se vogliamo andare alla scala, io mi occupo di cambiamenti climatici, lavoro con i ragazzi, ho 2 figli, quindi il problema della depressione è il problema quotidiano, no? E non è certo un problema veneziano questo. È un problema italiano, sicuramente è un problema del resto del mondo, ma quello che noi, volendo essere ottimisti, ambiziosi, eccetera, potremmo sperare è che quello che sperimentiamo a Venezia si possa fare altrove, ok? Ma devono esistere delle condizioni. Dobbiamo cambiare tanto lo stato delle cose, perché il fatto del brain drain che era stato citato prima, cioè se non abbiamo più i cervelli locali per fare le cose, come facciamo? Però questo non dipende, non è certo un problema veneziano, è un problema perlomeno nazionale. Quindi, a mio avviso, abbiamo ancora degli appigli per non cadere nel pessimismo cosmico. Le cose che sarebbero da fare sono lì, sicuramente fare una foto coi tornelli ogni qualche anno e sbandierare quest'idea della tassa d'accesso e poi toglierla regolarmente non serve assolutamente a nulla, insomma, così come il fatto di mettersi il bracciale o cosa perché sei indigeno e farti riconoscere. Mi sembra una cosa anche quella assolutamente stupida. Abbiamo speso una marea di soldi per questa control room che sa tutto di quello che succede, ma non gira un solo dato, salvo che lunedì sappiamo quanti turisti francesi erano venuti domenica, e non riusciamo neanche, voglio dire, a controllare gli accessi sul Ponte della Libertà. Cioè abbiamo comunque gli ingorghi, nonostante sappiamo tutto quello che sta succedendo, non facciamo... Quindi per quello che dico che c'è un'inerzia, c'è una dimostrata volontà di non intervenire, e questo sappiamo che è la premessa per un disastro finale. Insomma. Una sola piccola osservazione sulla residenza. Prima però dimostrata è che mi pare che ci sia, tu dici appunto che di fronte ai cambiamenti climatici o comunque di fronte a grandi cambiamenti del sistema che vengono da fuori, o limiti o ti adegui. No? Mi pare che qui la mitigazione non dipende da noi, No. abbiamo solo un problema di adattamento. Nel caso specifico mi pare che abbiamo scelto una strategia di adattamento, che è la strategia di adattamento per cui a Venezia si mantengono le pietre perché sono diciamo il fondamento della miniera, no? Sono la miniera d'oro che attrae le cose, e viviamo di questo sistema appunto a capo. Ottimizziamo questo, cerchiamo di farlo al meglio, ma ci togliamo dalla testa questa idea che sia possibile gestire questo pezzo, questa che era una città, che oggi è un pezzo di città, di gestirla come una comunità. Questo è di fatto è il quartiere produttivo turistico di un sistema più ampio. Attenzione, 2 osservazioni. La prima, perché è così marcato, perché è così percepito in modo diverso a Venezia rispetto a Firenze, Roma, eccetera? Per il discorso che dicevo prima, che un conto è avere un centro storico, o Amsterdam o Barcellona, un conto è un centro storico che implode dentro una città che si riconosce in un sistema da qualche milione di abitanti. È un conto invece immaginare che la città sia questa. Cioè, qui è un problema proprio di percezione errata, perché non c'è nessuna differenza. Cioè, se riconoscessimo che Venezia è una Venezia più grande, che è una Venezia la Patreve, che Venezia Padova e Treviso, diciamo, non chiamiamola Venezia per carità, perché altrimenti quelli si arrabbiano, ma chiamiamola Teresina, quello che volete, però questo aggregato urbano più importante puoi benissimo sostenere di avere anche un ex centro storico che si riduce. Se invece tu pensi che sia solo quello, diventi un'ossessione che non finisce mai. L'altra cosa, e insisto sulla connessione depressione e brain drain, va bene, ed è che se però noi offriamo soltanto facili guadagni o facili prospettive di guadagno in un campo, è evidente che difficilmente riusciamo a far scattare sia dal lato imprenditoriale che dal lato del lavoro l'incistarsi di attività
attenzione, senza le quali noi domani non competeremo sui mercati internazionali. Perché il vero problema è che l'economia mondiale sta cambiando in maniera radicale. Io ho fatto mi sto occupando di questa cosa, insomma, in maniera un po' più, cerco di occuparmi in maniera un po' più, e abbiamo diviso tutte le città italiane considerando 4 elementi: quanta industria ancora vi si fa, quanto terziario turistico vi è, quanto terziario non turistico vi è, e quante istituzioni pubbliche. Dove istituzioni pubbliche in Italia significa anche università, ospedali, eccetera, quindi c'è anche qualcosa di c'è un po' di grasso, non soltanto la pubblica amministrazione, ma così. Se guardiamo il terziario pubblico, il terziario turistico e il terziario non turistico, in tutte le città italiane dal 2011 al 2019, cioè pre-pandemia, perché aspettiamo un attimo di capire cosa succede dopo, il terziario turistico è cresciuto dappertutto. Non c'è una sola città, salvo Milano e Roma, in cui ci sia un lievissimo spostamento di terziario non turistico. Bene, se li confrontate con gli altri mega, come si chiamano, cioè Metropolitan European Growth Center, cioè i centri di crescita europea in giro di taglia comparabile, quindi Lione, non Parigi, eccetera, eccetera, non c'è confronto. Quelli inglesi poi ancora di più, c'è uno scatto di decine di punti. Significa che sulle produzioni di domani non ci siamo. D'altra parte, se tutto sommato, come dice la ministra del turismo stamattina, siamo già al 13% del PIL, io spero che diventi il 20% nei prossimi 2 o 3 anni, e va bene, insomma, che problema c'è? La residenza, diciamo che ci ho sbattuto il naso anch'io, nel senso che cosa si fa la politica della casa? Si cerca di trovare dei posti, si costruiscono delle case, li si danno, si cerca di salvaguardare i ceti meno abbienti, si fanno tutte queste cose in questa maniera. Il fatto è che la residenza è un vertice di un triangolo che ha occupazione e mobilità. Se tutte e 3 le cose non sono combinati in maniera adeguata, non si risolve il problema. Il problema è che si fanno delle case a Venezia, la si dà a dei veneziani, i veneziani vanno dentro, ci stanno 5-6 anni, dopo 5-6 anni si rendono conto che... poi io chiudo e smetto perché altrimenti andiamo dopo avanti. Diciamo, un amico di mio figlio che si è sposato recentemente, i genitori, a Venezia, i genitori della ragazza avevano la possibilità sufficientemente abbienti, poi ha detto: vi diamo a disposizione una casa per la nuova famiglia. Questi hanno fatto i loro conti, sono andati ad abitare a Mogliano Veneto e dalla casa di Venezia ci guadagnano un altro stipendio. No? Allora, questo fatto da un ragazzo di 30 anni, adesso, non chissà che, cioè, se questo è l'investimento sul futuro, voi capite che la politica di residenza in questo caso è fatta. Come si può fare la politica di residenza? Evidentemente devi avere una minore pressione, devi avere dei trasporti diversi, devi avere un'occupazione diversa, devi avere della gente che può permettersi, tra virgolette, di poter competere almeno con il prezzo al margine dell'uso turistico. Che non è impossibile, ma evidentemente significa una certa fascia di cose. D'altra parte, all'inizio degli anni 90, scusate, negli anni 70, quando abbiamo fatto c'è un numero di urbanistica dedicato a Venezia, si vedeva tranquillamente che la distribuzione per censo degli abitanti erano gli imprenditori e dirigenti in centro storico, gli operai a Mestre e gli impiegati a Mestre e gli operai a Marghera e nei dintorni. E naturalmente questa è una cosa che può scandalizzare chiunque, ma è un sistema che stava in piedi. E se noi non immaginiamo qualcosa del genere, probabilmente non ce la facciamo niente, non ce la facciamo. Ci arrendiamo e accettiamo l'altro scenario che mi pare che stia trionfalmente andando avanti senza grandi fatiche. Mi sembrano spunti che, insomma, diciamo che tutto questo discorso e la quantità di spunti emersi giustificano proprio la necessità di parlare di questi temi e quindi di partire da un libro del genere che poi va letto per capire
come effettivamente possa dare il via a tutta questa serie di ragionamenti, quindi l'invito è poi a leggerlo nella sua interezza, perché noi abbiamo colto qualche spunto. Avevo detto domande, ma magari se avete piacere di bere un calice qui fuori che offriamo alla fine di ogni presentazione, sarà quella l'occasione per fare due chiacchiere, perché in realtà i tempi sono abbastanza stretti e li abbiamo già sforati, però grazie mille per la conversazione, ripeto, mi pare siano spunti utili ed è vero che almeno iniziamo a parlarne, poi magari può essere il via per anche fare qualcosa, non questa conversazione di per sé magari, però il ripetersi può essere anche questo utile, quindi grazie a Paolo Costa, Carlo Grazie Giupponi, dell'invito. grazie a voi che siete stati qui con noi, buona serata.